Buon pomeriggio, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia, che apriamo con un incidente mortale avvenuto ieri sera nel siracusano. Samuele Cilia, 17 anni, è la sesta vittima dall'inizio dell'anno. Il sinistro è avvenuto in via Concadoro, siamo nel borgo marinaro di Marzamemi, a Pachino. Il ragazzo avrebbe perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava, finendo per schiantarsi contro un palo della segnaletica verticale. I funerali di Samuele si terranno domani alle 16:30 nella chiesa di San Corrado a Pachino. Ha deciso di non rispondere alle domande del giudice Alfredo Montalto durante l'interrogatorio di garanzia al carcere Pagliarelli. Rosalia Messina Denaro, la sorella del boss mafioso Matteo, arrestata per associazione mafiosa, è rimasta in silenzio. Il suo avvocato Daniele Bernardone ha dichiarato che la sua assistita sta bene considerando le circostanze. I giornalisti hanno chiesto un commento sulla presunta dichiarazione della donna subito dopo l'arresto, in cui avrebbe sostenuto che la sua famiglia è perseguitata dalla giustizia. Il legale ha però affermato che tali questioni non riguardano la difesa e che è prematuro fare qualsiasi valutazione in questa fase preliminare delle indagini. Tentato omicidio nell'Agrigentino, esattamente lungo la strada statale 115, vicino il bivio di Palma di Pontechiaro, dove un uomo di 44 anni è stato colpito al collo da alcuni colpi di arma da fuoco intorno alle 7 del mattino mentre si trovava a bordo di un'auto. Nonostante le ferite riportate, l'uomo è riuscito a fuggire, successivamente ha chiesto aiuto ed è stato trasportato all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata, dove attualmente è ricoverato. La vittima sarebbe stata affiancata da un'altra auto dalla quale sono stati esplosi i colpi, seguiti da una fuga ad alta velocità. E in chiusura allo sport, la squadra di pallanuoto femminile catanese Chippo Orizzonte ha vinto la Coppa Italia, conquistando così il trofeo per la quinta volta. L'ultimo successo era avvenuto 2 anni fa. Ieri sera le catanesi hanno trionfato in finale contro il Plebiscito Padova, battendo le venete per 9-7 al polo natatorio di Ostia. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna alle 18 con nuovi aggiornamenti. A più tardi.